è convenevoli formulaici, genetliaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Microfoni aperti in quel di Radio Libertà, anzi, che giorno è? Poi c'è oltre la pagina. E andiamo con i convenevoli formulaici che sono la prassi di questa trasmissione. Gli applausi. C'è anche una guest star, ma per il momento manteniamo il riservo in regia. Salutiamo il grande Francesco, assiso sulla tolla di comando in regia tecnica. E un abbraccio forte no, la mia tosse no, alla signora Carmela, alla signora Clotilde e alla signora Adrianangela. Loro ci seguono, ma ci seguiscono anche, facciamo finta, la sintassi può darsi, anzi la sintassi lo ammette, dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione. Chi sa buona Radio Libertà che campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate, ma naturalmente non finisce lì, perché potete ascoltarci ovunque voi siate con la Radio DAB ormai, ce l'hanno tutti, con le applicazioni, quelle per i telefonini, iOS e Android, fantastica l'applicazione. E poi ancora il sito, il bellissimo sito radiolibertà.net, e poi ancora il profilo Facebook. Da lì potete orientarvi attraverso le trasmissioni. Io metto un'ampia sintesi, una sinossi, oserei dire, delle interviste che propongo all'interno di Oltre la Pagina, e sono a disposizione, diciamo, dalle ore antelucane nel cuore della notte a tutti le donne e gli uomini di buona volontà. Chi vuol vederseli li vede e poi decide magari se successivamente scaricare il podcast o seguire dal vivo la trasmissione o fare quello che vuole. Ama e faccio che vuoi, Sant'Agostino se non sbaglio. Andiamo avanti, perché poi c'è va e viene con YouTube e Twitch, il social di ultima generazione. 9.7 i gradi centigradi che ci separano dal livello del mare, sopra lo zero ovviamente. Esterni, interni credo si vada addirittura intorno ai 25, sempre sopra lo zero, 86% l'umidità, 1010.6 in millibar la pressione. Adesso vi propongo, vi ricordo, vi riepilogo la scaletta di Oltre la Pagina, e poi andremo avanti con convenevoli formulaici. Ci sono già stati genetriaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. Vi anticipo già musica per voi, mi piace perché è una novità un po' di questo, perché durava circa neanche mezz'ora, anzi quasi non c'era questo che giorno è, invece adesso, anzi era recente, di recente costituzione, che giorno è, dalle 12 alle 12.30, adesso abbiamo un'ora, e allora ho pensato bene di mettere musica per voi basandomi sui genetriaci, naturalmente. Allora, in realtà non ci sono moltissime, c'è solo Tommy Dorsey, siamo gesti dintorni, però vi proporrò, con l'ausilio dei nostri tecnici, alcuni sketch. Uno lo metto, un brano dalla colonna sonora di Il silenzio degli innocenti, e poi alcuni sketch. Merope generosa dell'indimenticabile Anna Marchesini, straordinaria, e poi anche l'ho scoperto di recente, qualche mese fa,
è spassosissima. Pensate che avendo visto l'imitazione poi sono andato a vedermi quello originale, Alessandro Borghese e Max Giusti, visto da Emanuele Robergazzo. Meraviglioso. Eh sì, in una scena si vede anche questo. Allora, cosa vi aspetta invece, che giorno è? Ovviamente le elezioni il giorno dopo, 2-0 per il centro-sinistra, un campo largo un po' zoppo perché vince, il PD stravince, invece i 5 Stelle vengono fortemente ridimensionati. Delusione chiaramente nel centrodestra, perché Donatella Tesei in Umbria era il presidente uscente, quindi ci si aspettava una vittoria, anche se non era comunque facile. E il nostro ospite Pietro De Leo alle 14:35 ha avuto un'intuizione, perché questo Michele De Pascale non vuole essere rispettoso. Il nuovo presidente della regione Emilia Romagna, Michele De Pascale, potrebbe essere addirittura l'anti-Elvis Lane. È quello che propone il tempo. Perché? Perché è un moderato, perché può strizzare anche l'occhiolino ai cattolici, e perché si è visto subito, appena vinto, cosa ha detto? Chiamo Giorgia Meloni per collaborare. Non è la reazione di un estremista, sicuramente. E quello che è tornato dopo anni in cui con 5 Stelle e Lega il centro era sparito, sta tornando. La gente, le persone veramente furibonde per i danni provocati prima dall'euro e poi dalla crisi degli eurobond del 2009. Le persone erano esacerbate, erano fuori di loro. Adesso tra Covid, crisi energetica, crisi di vario tipo, diciamo che le persone mi sembrano stanche. Si va verso un centro che però non c'è, o comunque non è credibile. Ci ha provato Letizia Moratti con le regionali 2 anni fa, ci provano Calenda e Renzi, ma non cavano un ragno dal buco. Il fatto sta che il PD potrebbe averlo in casa, il centro. Non lo so, vediamo. Parleremo di un altro argomento prima, alle 13:35, un argomento che può riguardarci tutti, anche inconsapevolmente. Magari noi non lo sappiamo, ma il tradimento, la fedeltà e l'infedeltà. Per traslazione potremmo dire che gli elettori emiliano-romagnoli sono assolutamente fedeli, e quelli dell'Umbria invece, dopo la scappatella con la Lega, sono tornati dal coniuge, perché l'Umbria tradizionalmente è sempre stata una regione rossa, e quindi è tornato diciamo il fedifrago che aveva votato Lega, Donatella Tesei, è tornato alla Magione, è tornato a casa, volendo anche un po' volendo fare così dell'ironia. Lo faremo con Marta Giuliani, psicoterapeuta, socia fondatrice del SISP, Società Italiana di Sessologia e Psicologia, e è un tema, ho cominciato più di 2 anni fa ad affrontare questo tema, che questa radio magari sono sessualità e rapporti sentimentali ed extraconiugali, è un tema un po', può essere anche, non lo è, perché affrontato con serietà, potrebbe essere pruriginoso, scabroso, non lo è nella maniera più assoluta, non lo vuole essere, non lo è, perché tra l'altro Marta Giuliani è una specialista, una psicoterapeuta, come ho appena detto, una addetta ai lavori. Qui noi collaboriamo anche, io collaboro anche con collaborano con me, direi con noi, con Radio Libertà, l'ufficio stampa di Ashley Madison, che è la piattaforma per gli incontri extraconiugali online, 80 milioni di iscritti, quindi una piattaforma piuttosto potente, ma quello che si vuole affrontare è spiegare, capire come stanno cambiando i rapporti tra uomo e donna, anche affrontando il tema della sessualità, che forse non è proprio così secondario nei rapporti tra uomo e donna.
io sono vecchiotto, ma ho dei bei ricordi, ho dei ricordi, ogni tanto c'è anche qualche ritorno di fiamma, quindi, però seriamente, sta emergendo, e secondo me è una buona notizia, che l'infedeltà non è più vista come una tragedia senza ritorno, e soprattutto non c'è più quella distinzione: l'infedeltà del maschio era tollerata, quella della donna no. Diciamo che c'è più tolleranza, e l'infedeltà del maschio vale grosso modo nella percezione quella della donna. C'è una survey, lo chiamano, cioè un sondaggio svolto da Ashley Madison e da YouGov. Vengono comparati i cittadini, diciamo, non iscritti a Ashley Madison e quelli iscritti. C'è una certa differenza, e ovviamente sono più predisposti ai rapporti non monogamici gli iscritti a Ashley Madison, e loro sono anche, in base ai dati, la proiezione del futuro, perché sono millennials, sono persone tra i 18 e i 29 anni, quindi sono quello che rappresentano un po' quello che sarà la società delle prossime generazioni, delle generazioni che si stanno facendo avanti. Poi ci sarà il contributo da Montecitorio per qui Parlamento, quindi direi che possiamo andare con i genetriaci, e eccoli qua. Allora, genetriaci, commemorazioni e ricorrenze del 19° giorno di Brumaio, mese del calendario repubblicano. Per tutti è un martes 19 di novembre, anno domini 2024, che dir si voglia. Allora, un genetriaco di una protagonista, di una donna che è stata, di una leader che è stata una delle protagoniste politiche del XX secolo, Indira Gandhi, che non era parente del Mahatma Gandhi. Tra l'altro nemmeno lei si chiamava Gandhi, ha sposato un Gandhi che non era comunque parente del Mahatma Gandhi. Ha detto che è morta nel 1984, assassinata. Ci sono due tipi di persone: quelle che fanno il lavoro e quelle che se ne prendono il merito. Cerca di stare con i primi, c'è meno concorrenza. E quindi questo glielo diceva il nonno, diceva, mio nonno mi diceva, è stata una figura, insomma, noi boomers ce la ricordiamo perché era molto, diciamo, era sempre nelle cronache, si parlava molto, perché anche non scendo, non approfondisco perché non ne ho la preparazione, ma era una donna, una leader che stava cercando di cambiare il proprio paese. Tanto mi ricordo, non so se è successo, credo di sì, negli anni di Indira Gandhi, avevano il problema della sovrappopolazione in India. Questo è un articolo che ho letto tantissimi anni fa, e diciamo, per affrontare questo problema si pensò di agevolare l'acquisto del televisore, in modo che nelle case degli indiani ci fosse comunque una distrazione. E se non che poi hanno scoperto che la TV stimolava ulteriormente i rapporti tra moglie e marito, e quindi aumentavano ancora di più un problema opposto a quello che ormai il problema demografico occidentale, ma non solo. Poi abbiamo ha avuto 2 nomination, 0 Oscar. Il suo La battaglia di Algeri è un film che ha fatto epoca, che ha vinto premi, ma un film, Gillo Pontecorvo, sto parlando di lui. La sua battaglia di Algeri, pensate, era un film così, con uno stile così quasi direi verista, no, cioè siamo oltre, no, si parla della battaglia di Algeri, il film, se non sbaglio, del 69, e quindi non c'entra più il neorealismo,
c'entra la capacità di costruire un film quasi in stile documentaristico, ma raccontando delle storie, e in questo caso l'occupazione francese in Algeria. Un film così duro, ma anche così severo, un film di denuncia anche, di grande denuncia, al punto tale che in Francia era proibito proiettarlo. Quindi dà un po' la portata dell'opera. Una volta, insomma, in Italia c'erano maestri nel cinema e non solo. Poi è successo qualcosa. Un sociologo spesso citato, non so letto, Zygmunt Bauman, polacco, filosofo, sociologo, accademico polacco. La cultura di oggi è fatta di offerte, non di norme. E poi andiamo avanti, uno storico. Non so se abbiamo anche studiato su un testo, se ho studiato da giovane su un testo scolastico su Giuseppe Galasso, potrei sbagliarmi, che è stato anche politico, è stato anche, mi sembra, parlamentare del PRI, i repubblicani. E poi andiamo avanti, uno stilista a stelle e strisce, Calvin Klein. Io avrei detto Klein, ma sento la pubblicità Calvin Klein, che addirittura in certe pubblicità gli danno un po' una spennellata di francese, Calvin Klein. Poi abbiamo, probabilmente non è l'ultimo, ma è non so se lui apprezza essere, diciamo, un sommo, un grande, un riferimento di libertà. Massimo Fini, giornalista che intanto scrive benissimo, intanto ha una capacità di scrittura fuori dal comune, un giornalista sempre capace di cogliere le contraddizioni e soprattutto che non si è mai piegato. Questo ne fa assolutamente un riferimento. Intanto, sia chiaro, nessuno può essere Massimo Fini, perché lui si è permesso di non piegare la schiena anche in virtù delle sue grandissime doti intellettuali e capacità di scrittura, capacità intellettuali e intellettive. Insomma, se sei Massimo Fini forse ce la fai, anche se chiaramente è stato massacrato, bastonato e ha ottenuto dalla sua carriera un centesimo di quello che avrebbe dovuto avere un maestro come lui. Nato in provincia di Lecco, pensate, da papà pisano e mamma russa. La ricorda sempre questa origine russa. La democrazia diffida a buon diritto dell'intelligenza, ha detto. Allora io direi, poi qui abbiamo la bellezza al potere, perché oggi è il genetriaco di Gloria Guida, trentina, sì, non trentina, sudtirolese, Merano, Merano in provincia di Bolzano, mi sembra, sì. Gloria Guida, che è nata a Merano da famiglia emiliana e che ha, diciamo, popolato i sogni erotici di molti adolescenti degli anni 70, primi anni 80, interpretando la commedia sexy all'italiana, si diceva un tempo. E poi ha conosciuto, incontrato, si sono sposati, comunque ha avuto un figlio con Johnny Dorelli, un figlio e una figlia con Johnny Dorelli, e ha seguito il compagno soprattutto nell'attività teatrale, quindi ha, diciamo, dato una discontinuità alla sua carriera. Allora, io lì ti ho messo, saluto Lorenzo il Magnifico, che provenendo da una regione comunista comincerà a essere un osservato speciale, quindi te lo vero? E allora,
dicevo che il primo inserto musicale di questa giornata potrebbe essere quello di un direttore d'orchestra, musicista, anche jazz, come Tommy Dorsey, di cui oggi cade no, jazz mi ricordo di aver visto, era jazz di quello prima del bebop, ma ottimo jazz, se non ricordo male, perché avevo visto se si trovava qualcosa. Metti un bel brano di quello che c'è, ma insomma, se possibile 4-5 minuti che ci fa compagnia. A quest'ora, musica per voi, un po' di jazz di quello giusto, va sempre bene. Se lo troviamo, se c'è. Va benissimo, benissimo. Tommy Dorsey, avete sentito? Che bel, caro vecchio sano jazz di un tempo. Allora, dimenticavo, linea aperta in questo spazio, quindi 0292947222 e poi ci saranno dopo i rilevamenti demoscopici e ci sono anche, se volete intervenire con WhatsApp, qui diciamo questo nuovo format permette anche c'è il tempo di leggerli. Abbiamo 2 messaggi lunghi di Maurizio. Sono mesi che scrivo per invitare la Lega a un diverso atteggiamento verso la guerra, ma trovo solo silenzi perché altrimenti la coalizione meloniana si arrabbia.
Avremmo potuto convogliare verso di noi chi vuole più fermezza per le trattative contro assurde sanzioni europee contro la Russia. Non seguire le posizioni tracotante verso Zelensky, posizioni tipo con l'Ucraina sino alla vittoria finale con baci Meloni e Zelensky, per una irrealizzabile ricostruzione con ditte pagate con i nostri soldi. Dato che i miliardi avuti Zelensky li fa sparire. Ora tutte le nazioni vogliono recuperare e ricontattare Mosca, vedi Francia e Germania, solo noi non lo facciamo e rimarremo con il cerino in mano. Che grandi politici internazionali. L'editoriale critico di Maurizio, direi bello, mi piace. La politica è un po' soprattutto a livello internazionale, un po' complicata. Non è che condivido, ma mi piace quando si è belli frizzanti, giustamente, se si fanno delle osservazioni che hanno il merito di suscitare sicuramente la riflessione. A me è sembrato che Giorgia Meloni sia stata obbligata, cioè se non stai con Zelensky sei fascista e ti blocchiamo tutto. Però mi rendo conto che sono dietro un microfono, quindi magari cioè, sono un paresiarca, se non lo pensassi non lo direi, però è chiaro che la mia posizione tende necessariamente di più magari verso un'equidistanza. Io inizialmente stavo sicuramente, anzi sono ancora per gli ucraini, però francamente quando vedo che Zelensky ha rigettato più volte, ha rimbalzato le possibilità di trattativa, allora a chi ama Putin gli dico vai in Russia, vai a vivere in Russia visto che ti piace tanto, ma francamente chi si sta vendendo l'anima per Zelensky, mi domando sei sicuro di fare la cosa giusta. Biden, sì, un colpo al cerchio e un colpo alla botta. Ormai l'ho capito. Nasco antidemocristiano naturale e finirò democristiano. Biden, battuto dal suo paese con sprezzo per il mondo, fornisce a Zelensky decaduto e corrotto missili che possono allargare il conflitto e ostacolare i piani di pace di Trump. Vedremo se riesce a bloccarli e noi cosa facciamo per farli sedere a un tavolo, ancora sempre inviando armi e tecnici. Meloni sempre in giro, trascura l'Italia e la guerra. Basta, scrive Maurizio. Un insofferente Maurizio. Grazie anche per i tuoi interventi. Vediamo, non so se c'è una telefonata. Allora andiamo avanti con i genetriaci. Allora, dopo Gloria Guida un'altra attrice, questa è invece un'attrice internazionale, statunitense, Meg Ryan, che ha recitato in diversi film. Mi ricordo anche nei Doors faceva la parte credo della fidanzata di Jim Morrison, ma soprattutto lei è conosciuta per il film Harry ti presento Sally, la famosa. C'è la telefonata? Perfetto, allora dopo vi ricordo la scena, l'ho visto alla fine, sono riuscito a vederlo anch'io, era molto citato, molto famoso, non un capolavoro ma un film sicuramente carino e simpatico. Harry ti presento Sally, un film abbastanza che ruffiano, dai, ma sì, ma ci vogliono perché sennò sempre rigidi. Allora, spazio al primo intervento telefonico, la parola chi ce l'ha? Pronto? Sì, buongiorno signor Pellegrini di Zesta. Buongiorno. Allora, su quello che devo dire, spero che qualcuno non si offenda e se si offende, signor Pellegrini, pazienza. Allora, semplicemente in Liguria abbiamo vinto noi. Ieri ha vinto la sinistra, una volta per ciascuno, dice il proverbio, non fa male a nessuno. Con questo voglio dire, facciamoci un bel esame di coscienza anche noi stessi della Lega, escluso il signor Pellegrini. Incominciando dagli stessi registi, non c'è più Carnelli, signor Pellegrini, e a questo mettiamoci i puntini. Gli ascoltatori va dato più retta e non schernirli come fa la nostra radio tante volte. E poi io dico che aveva ragione il nostro Bossi, la nostra Lega Nord è nata per l'Italia settentrionale. È inutile che adesso ce la prendiamo con l'Umbria perché abbiamo perso. Comunque speriamo sempre per il prossimo 2025, sempre per la nostra Lega, che ci saranno altre elezioni importanti. Un saluto da Lisetta. Va bene, oggi vi vedo belli polemici, anche addirittura nei confronti della radio.
Va bene, ci sta. Io vado avanti con un'altra telefonata. Adesso vediamo, adesso qui arriveranno gli insulti perché ormai ho capito, è un martedì, né di Marte né di Venere, ci si sposa e si parte. Pronto? Pronto, ciao, sono Max da Veneto. Ciao. Ti volevo dire una cosa, col sistema televisivo italiano Trump non avrebbe vinto le elezioni in America, perché noi abbiamo un sistema televisivo che è in mano alla sinistra nonostante abbiamo vinto le elezioni. Una domanda proprio secca, ma Rai News 24 è una rete di sinistra o è pagata dal canone di tutti? No, perché bombardano il governo dal primo minuto dopo mezzanotte fino a mezzanotte del giorno dopo, e alla notte Rai 1, Rai 2 e Rai 3 è su Rai News 24, mentre prima c'erano delle commedie, dei film la notte, adesso non c'è più niente, se uno è insonne non vede più niente, c'è solo Rai News 24, Rai 1, Rai 2 e Rai 3 occupato continuamente. Ma noi abbiamo vinto le elezioni per cosa? Per lasciare il comando della Rai a PD e alla sinistra? Cioè, non ho capito, ma noi non dovevamo fare le nomine Rai? Perché dopo 2 anni non le abbiamo ancora fatte e mettiamo qualcun altro a dirigere Rai News 24? Si perde non avendo le televisioni. Trump ha vinto perché aveva anche la televisione dietro. Ma ci arriviamo fino qua che non dobbiamo fare le nomine Rai? Va bene. Non sono un conoscitore, non è così semplice. Questo, da quello che mi è arrivato. In Rai, sì, non comandano i partiti, comanda l'Usigrai, il sindacato, e comandano quei partiti che si accucciano all'Usigrai e fanno quello che l'Usigrai. Non sto parlando di politica, sto parlando di meccanismi di promozione, cioè non un direttore, forse un caporedattore Rai prende 200.000 euro. Quindi il partito che asseconda questi personaggi viene trattato più o meno. Poi sono d'accordo con Max su una cosa: Rai 3 francamente non vedo perché, se mi portano l'articolo della Costituzione dove sta scritto che Rai 3 deve essere della sinistra, va bene. Ho letto, Max, che la Lega e il centrodestra stanno facendo in modo di dargli le 5 Stelle, non so se si cadrà dalla padella alle braccia. Io la venderei la Rai, per quanto mi riguarda, e che stia sul mercato come stanno gli altri. Devo dire che se guardi sul mercato, la 7 è privata, ma è completamente è proprietaria di un ex allievo di Berlusconi ed è completamente di sinistra, e vedo una bella trasformazione anche a Rete 4. Le trasmissioni cosiddette di destra, per esempio, sono sempre più, li vedi i trucchi, non serve essere giornalisti, sono sempre più dei tranelli, delle trappole per l'ospite leghista, per esempio, e Bianca Berlinguer sembra di essere ancora su Rai 3, insomma. Quindi direi che c'è un vento nell'informazione che continua a essere quello che conosciamo da anni. L'unica cosa, comunque, sono anche d'accordo, non sto lì a tenere tenzone con quello che dice Max, perché queste cose danno fastidio quando vedi questo spostamento. L'unica cosa, Max, una cosa: Rai News 24 ha ascolti rilevanti. Non è che sia giusto che siano di sinistra, ma ha ascolti rilevanti. Quando ne era direttore la Maggioni, l'ho presa per mano che aveva lo 0, no, l'1,70, lei riuscì a portarlo all'1,30, riuscì a perdere e la fecero presidente della Rai, quindi funziona così. Comunque questo non è sono informazioni che metto in condivisione, sono piuttosto, diciamo, sono attendibili, cioè sono informazioni che arrivano da fonti e letture attendibili. Quello sul fatto dell'Usigrai, quello gli ascolti di Rai News 24, ed è davanti agli occhi di tutti. La 7 Rete 4, se per voi sono sì, c'è del Debbio che si tiene un po' così, ma poi alla fine vediamo che l'indirizzo non è proprio. Per carità, c'è anche Giordano che fa meritoria opera contro coloro che occupano le case. Allora, quando c'era la TV di una volta, neanche tanti anni fa, e con il contributo di Lorenzo, voglio Merope Generosa
e soprattutto tu non lo sai. Allora, Anna Marchesini faceva parte del trio Marchesini Solenghi Lopez, che io all'epoca non guardavo mai, neanche adesso, adesso meno, comunque non guardavo la TV, ma ero a conoscenza della loro fama perché ne parlavano tutti, erano amatissimi, poi si sono sciolti, poi lei purtroppo è anche morta, abbastanza giovane, e però posso dirti, e adesso sentirai, e magari se lo vedrai, lo puoi anche vedere su YouTube, vedrai che era una fuoriclasse, e anche per questo che manca, perché talenti, non è solo perché adesso è tutto scaduto, magari è il parere di un vecchio come me, ma era veramente una fuoriclasse. E sai di dov'era? Dove era nata? Eh? Orvieto, Orvieto. Quindi ternana come te, hai capito? E quindi una tua, io sono un po', allora il campanilismo non è una bella cosa, ma le radici, l'appartenenza, l'origine mi piace, poi viva tutto, cioè poi ci deve essere lo scambio, no? Non mi piace da dove sei partito. Poi uno può diventare veramente, si può diventare cittadini del mondo, ma è più facile diventarlo se si tiene presente da dove si è partiti, se ci si ricorda da dove si è partiti. Non fosse altro che per staccare le radici. Se tu hai coscienza delle radici, quelle radici non ti piacciono, puoi tagliarle. Se invece, questa è la mia opinione, adesso parlando come se fosse un dogma, se invece ignori le radici non puoi né staccartene o né farne l'uso, farne un uso utile. Quanta saggezza! Ma ero per generosa, facciamoci quattro risate, dai.
sincronicità junghiana, perché parleremo proprio di tradimento tra una quindicina di minuti con la dottoressa Marta Giuliani. Andiamo avanti con queste genetriaci ricorrenze. Allora, vi ho detto sì, stavo dicendo, Meg Ryan, linea sempre aperta se volete intervenire. Allora, la Rai non si riforma, si abbatte. Daniele Capezzone mi scrive questo, non so se è ascoltatore o ascoltatrice. Si vende. Ma io sono arrivato a dire che io pagherei il canone, a parte che non mi piace che me lo portino via, grazie Renzi. Sono andato a dire, allora ci sono Rai Play, ci sono anche degli archivi Rai, c'è Rai Storia. A me dispiace, so che ci sono ascoltatori che non lo amano, però quando parla lo ascolti, Paolo Mieli, eccetera, che fanno sì che lo pagherei io il canone, però a patto che non ci sia il caro. Io non sopporto di pagare, per esempio, il Festival di Sanremo o quegli ignobili reality show, eccetera. Quello non credo sia giusto farmeli pagare. Mi paghi l'informazione, mi paghi il servizio. Sanremo non è un servizio, i reality non sono un servizio, la cultura è un servizio, l'informazione è un servizio. Tornare a una Rai come era un tempo sarebbe anche un esempio dignitoso e non vedremo certe schifezze, certe sconcezze. Questo è il mio parere personale. Quindi o la vendo o comunque la trasformerei così. O la abbatto, come dice questo ascoltatore, e Daniele Capezzone citato. C'è una telefonata, pronto? Ciao Pierluigi, sono Vito di Matera, complimenti, mi hai Eccoci, fatto ciao. sorridere era davvero una grande come città. Certo, quando si diceva una volta l'ha detto la televisione, era vero, perché erano notizie non delle fake news, ma ben ponderate, c'era una certa moralità. Io seguo molto volentieri il canale 54 Rai Storia e quant'altro. Certo, da quando poi ha voluto imitare la televisione di Stato, le televisioni private, le televisioni commerciali, allora è cominciato il fatarascio, ovvero dovrebbe uscire completamente dalla pubblicità. Già si vive di quello che sono i finanziamenti che gli arrivano. E allora se deve essere servizio pubblico e se esce fuori dalla pubblicità, quindi sentire delle trasmissioni senza interruzioni pubblicitarie, significherebbe non dover più assecondare quello che è il mercato commerciale e la pancia della gente, quindi ha dato certi programmi che certo magari hanno seguito, senz'altro hanno seguito, perché loro cercano di avere qualche punto in più di ascolto, ma non è più la tele di una volta, di quando si diceva, noi abbiamo quell'età per dire l'ha detto la televisione. Comunque complimenti per la tua trasmissione, Pierluigi, a risentirci, un abbraccio. Grazie a Vito, scrittore materano, ciecato come si autodefinisce con grande ironia. Lui si ricorda, non siamo lontani d'età, lui deve avere qualche anno più di me, si ricorderà ancora più di me, meglio di me, che fino alla fine anni 60, al venerdì, non c'era Rai 2, c'era solo al venerdì, in prima serata c'era teatro. C'era teatro. Difatti inizialmente la Rai non nasce per il volgo anzi, nasce per la borghesia, quella sana, non quella infame che ci ritroviamo ormai da qualche decennio. Porca miseria, quando ero giovane, i borghesi, io non amo la borghesia perché vengo dal popolo, ma i borghesi di una volta li vedevi, erano distinti, erano preparati, erano educati. Adesso, anche compresi noi boomers, io vedo la borghesia, ma come siete borghesi, venite da famiglie di quelle anche belle, prestigiose, siete laureati e poi cosa siete? Vi comportate come degli scorreggioni. Quando mangiano e parlano con la bocca piena, sputano, gli strabuzzano gli occhi. Quando parlano delle donne, ma neanche in fabbrica sentivo come vedi i borghesi di adesso. E per quello poi l'Italia sta andando a rotoli. C'è una borghesia che è finita a rotoli. Ecco,
Quando nasce la RAI, siamo a fine anni 50, è destinata a una borghesia che ha ancora dei principi, che ha ancora uno stile, che ha ancora un suo ruolo, e quindi ha un ruolo pedagogico, quindi assume anche un ruolo pedagogico la RAI. E poi, come ha detto Vito, a un certo punto, con l'avvento delle TV private, la RAI, anziché andare per continuare per la propria strada, ha preferito scimmiottare il peggio. Pazienza. Eh, Sai cosa ti offro però? Qui non so quale TV trasmetta gli sketch di Max Giusti, però siccome è il genetriaco di Alessandro Borghese, noi gli facciamo un regalo con una delle imitazioni spassosissime che ci regala Max Giusti, imitazioni di Alessandro Borghese, ovviamente. Vediamo se... Ah, peccato è finito. So che sono come le ciliegie gli sketch di Max Giusti, sono veramente sì, magari qualcuno storcerà il naso che ci sono le parolacce, ma sono usate, in un contesto scherzoso, goliardico. Poi, per carità, chi dà fastidio dà fastidio, ma mi sembra che non siano stonate. Ehm Perché sono anche modulate dall'accento romanesco che Max Giusti, che tra l'altro è romano in sé, marca molto. Tecne, questo sondaggio, agenzia Dire, siamo nello spazio delle proiezioni demoscopiche che oggi hanno solo Tecne, agenzia Dire, il committente. Il borsino dei partiti: Fratelli d'Italia 29,5, PD 22,9, Forza Italia 11,3, Movimento 5 Stelle 10,6, Lega 8,7, Verdi e Sinistra 6,2. Direi che possiamo concludere. No, aspetta, riusciamo. Il borsino dei leaders: Meloni 44,1, Tajani 37,5, Schlein 30,4, Conte 29,4, Salvini 26,4, Emma Bonino 20,4, Carlo Calenda 19,1, Bonelli 16,6, Fratoianni 16,3, Matteo Renzi 14,4. Fiducia nel governo 41, non fiducia nel governo 51,7, non sa 7,3. Possiamo chiudere e possiamo andare anche, vediamo se ci sono WhatsApp dell'ultimo. Allora, ecco qua.
Dopo una legnata epocale, parlo nello specifico della Lega, dovremmo quantomeno mettere in discussione il segretario che non ha più, ormai da qualche anno, credibilità. Se non lo facciamo siamo destinati piano piano a sparire, scrive Ambrogio. Questa è la sua versione. Ambrogio, ti do ormai sì, sono militante, ma ormai ho mollato, insomma, dai, si sta andando verso una certa età. Temo, Ambrogio, che il problema sia molto più esteso, molto più radicato e che non riguardi neanche tanto solo la politica e tantomeno certi dirigenti. Io, Ambrogio, sai cosa vedo da questa prospettiva, da questo microfono? È cambiato tanto anche l'elettorato della Lega, è cambiato, lo vedo sempre più incattivito, lo vedo sempre più esacerbato, lo vedo sempre più sofferente. Ehm, Perché probabilmente sono le persone che siamo diventati esacerbati, insofferenti, aggressivi e intolleranti, in qualche modo siamo peggiorati. Non so, saranno i social, saranno che acquiscono la percezione di questo cambiamento. Io vedo un quadro generale molto, molto negativo. Comunque questa è Radio Libertà e quindi, il diritto di tribuna non è negato a nessuno e anche le critiche come quella di Ambrogio poi, ognuno risponde secondo, la propria visione delle cose. Pausa. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
Va ora in onda Oltre la pagina. Oltre la pagina Radio Libertà, trattiamo un tema che per molti anni, forse lo è ancora, è sempre stato un tabù nella cultura italiana. Stiamo parlando del tradimento. Vediamo come è cambiata la sua percezione, vediamo come si affronta quello che è comunque un momento, uno tsunami, lo ha definito la nostra ospite, è comunque uno tsunami, un tradimento all'interno della coppia, ma sta cambiando fortunatamente, aggiungo io, il modo di affrontare questo tipo eh, di problematicità. Pensate che ero ragazzino, era ancora in vigore, sto cercando l'anno in cui lo hanno tolto, è una vergogna. Siamo a livello di Ius Prime Noctis nel Medioevo più vieto e più schifoso. In realtà poi il Medioevo è stato è stato un po' il brodo di cultura per tutte le idee che sono venute dopo, cioè il delitto d'onore, spaventoso, una cosa non voglio neanche, pensarci, però io ero senziente, non adulto, ma comunque ragazzino, e c'era il delitto d'onore, una cosa, che dà l'idea di, e non sto parlando, sono vecchio, ma non sto parlando proprio del 1700, quindi vi dà l'idea mhmm, da dove provenga la cultura italiana. Allora, Marta Giuliani, intanto, la psicoterapeuta, socia fondatrice del SISP, la Società Italiana di Sessologia e Psicologia. Bentornata ai nostri microfoni, grazie per essere qui con noi, dottoressa. Grazie a voi, ben trovati, e colmo la dimenticanza. Siamo nell'81 quando viene abrogata la legge 442 sul delitto d'onore, quindi l'altro ieri in termini sociali. No, è peggio, io credevo qualche anno prima, speravo qualche anno prima, è ancora peggio, è ancora peggio. D'altra parte nell'88 Margaret Thatcher in Inghilterra faceva una legge dove vietava, dove praticamente obbligava a parlare male degli omosessuali, quindi forse ho localizzato in Italia, ma siamo in un mondo dove nei confronti della sessualità c'è sempre stata l'idea di avere il dominio, il controllo. Attraverso la sessualità, si diceva un tempo, si controllano le persone. Adesso stanno cambiando, perché grazie anche a un'indagine survey, si dice, no? Di YouGov, e attraverso e tra i suoi iscritti Ashley Madison, piattaforma online per incontri extraconiugali, 80 milioni di iscritti nel mondo, e ringrazio sempre per l'ottimo lavoro che svolgono i componenti dell'ufficio stampa di Ashley Madison, li ringrazio davvero. Sta cambiando anche la percezione del tradimento. Purtroppo ero adulto, insomma, può darsi che io stesso da giovane vedessi della differenza tra il tradimento di un uomo e il tradimento di una donna, anzi no, mi faccio outing. Da giovane pensavo che fosse più grave il tradimento di una donna rispetto a quello di un uomo. Ma non ero un cretino, cioè per carità, può darsi che lo fossi, può darsi che lo sia ancora oggi, però voglio dire, c'era un certo tipo di approccio che ti portava poi nella prassi, dottoressa. Voglio salvarmi, non mi sono mai comportato in quella maniera lì, ma dentro lo percepivo come comunque è diverso, il tradimento di un uomo e di una donna è diverso. Poi crescendo, maturando, e forse anche grazie ai tempi che sono cambiati intorno, io e penso tanti altri abbiamo maturato una posizione che tra l'altro
quando la scopri di essere cresciuto, scopri di avere più libertà, di essere più libero e di poter avere anche il piacere, la bellezza della scoperta di un incontro, di uno scambio, di un rapporto anche dialettico con, nel mio caso, uomo con donna, che è davvero parte costituente, diventa parte costitutiva di te stesso, come persona, formativa di te stesso, nel momento in cui magari smetti di farti condizionare da certi aspetti che erano ancora forti e che forse ancora un po' resistono, ma sto parlando solo io. Allora, questo cambiamento, intanto c'è molto ancora da lavorare, però intanto c'è, e gli iscritti di Ashley Madison sono tutti millennials, ci fanno capire che si va incontro una percezione ben diversa da quella di quando ero millennial io, tanti anni or sono. Prego. Allora, è un tema, come è stato un po' l'incipit, è un tema giovane che risente tanto del mandato culturale. L'81 veramente in termini di sviluppo socioculturale possiamo dire che era l'altro ieri, e fino appunto all'altro ieri quello che bisognava difendere era l'onore della donna, che poi in realtà non era l'onore della donna, ma l'onorabilità della famiglia e del marito, perché era quello poi che veniva giustificato dalla possibilità del delitto d'onore. Ecco, la donna è sempre stata vissuta dal punto di vista sociale, il tradimento della donna, come un tradimento di onore al marito, cioè di violazione dell'onore del marito, perché l'emblema, no, massimo era la sua castità, la sua verginità. Come sempre, il mandato culturale nel nostro paese ha portato fino a pochi decenni fa un'immagine di una sessualità femminile assolutamente inesistente, maggiormente un corpo femminile devoluto alla crescita e alla nascita della prole, e di proprietà, passatemi questo termine tra virgolette, ma purtroppo ne è intrisa la nostra cultura, dell'intimità femminile da parte del maschile. Per fortuna, per essere arrivati all'abrogazione dell'81, perché ci sono stati dei cambiamenti sociali e culturali che sono iniziati decenni prima, per fortuna questi cambiamenti hanno portato oggi a una possibilità della donna di vivere liberamente e serenamente la propria sessualità, la propria libertà sessuale, in un modo completamente diverso, ma ancora persistono purtroppo in alcune persone, in alcune culture, in alcuni substrati culturali un po' questi vecchi retaggi, proprio perché sono ancora, ahimè, molto giovani. Quello che le indagini di YouGov e poi il parallelismo di Ashley Madison ci sottolineano è esattamente la fotografia di questo cambiamento, in cui il tradimento viene serenamente esplicitato, serenamente dichiarato tanto dal maschile quanto dal femminile, con delle proprie motivazioni interne, in cui il tradimento comincia ad assumere un significato differente per entrambi i generi, perché attenzione, in passato un tradimento all'uomo veniva più volte perdonato, più volte giustificato per la pressione sociale, per la pressione familiare, per tutta una serie di aspetti, era più facile giustificarlo. Non era assolutamente contemplabile invece un tradimento femminile. Oggi quello che si sta assistendo è un'equiparazione dal punto di vista di genere di questo aspetto, quindi oggi vengono riconosciute anche alle donne delle motivazioni che possono portare alla ricerca di un tradimento, e il tradimento inizia ad assumere un connotato meno violento all'interno della coppia. Attenzione, questo non vuol dire, come dicono all'inizio, no, che non rappresenti uno tsunami, perché logicamente nel momento in cui un tradimento emerge, quello che viene meno è il senso di fiducia, il senso di stabilità, a volte di progettualità della coppia, ma non è più scontato che il tradimento equivalga a separazione. Ecco, questo è il grande cambiamento. Oggi un tradimento può invece rappresentare una nuova rinascita. Perché? Perché i partner sono molto più pronti a mettersi in discussione. C'è molta più capacità di abbattere la rigidità stabile del contenitore della relazione, no, tradizionale, e
si è più pronti a dirsi ok, no? Cosa è successo alla nostra coppia per arrivare a questo? È riparabile questo tradimento? È riparabile quello che ha portato la coppia al tradimento? Quindi oggi delle domande se le pone, ci sono anche degli spazi, ad esempio degli spazi terapeutici per poterlo fare, ma oggi c'è una visione meno definitiva, ecco, di un episodio di questo tipo all'interno di una coppia. Ecco, io non mi assolvo, ma provo sollievo ricordando da adolescente che già da adolescente, ragazzino, 15-16 anni, trovavo enormemente stupida, idiota la frase l'uomo è cacciatore, che però veniva usata e quando uno la usava non trovava persone che gli ridessero dietro, come per fortuna accadrebbe oggi. Le chiedo questo, non voglio portarla in uno spazio politico, dottoressa, non mi fraintenda, ma si parla di società, il patriarcato. Io come percezione, mi guardo attorno, è una percezione empirica, ho l'idea che non ci sia più il padre padrone, il marito padrone, o comunque no, non ci sia più, c'è, però in misura molto minore. Ma i numeri comunque mi dicono, sì, ci sono le problematicità nate dall'immigrazione, ma purtroppo ci sono ancora molti di noi, maschi bianchi occidentali, che commettono reati, crimini di violenza nei confronti delle donne. Però mi domando, dottoressa, in base a lei proprio è un'addetta ai lavori, è un colpo di coda del patriarcato, perché va detto anche questo, le donne in Italia prendono meno soldi e hanno meno occupazione e questo porta in un qualche modo a una forma di patriarcato e questo è un problema da affrontare, ma il frutto è un rimasuglio, un colpo di coda di quello che è stato. È agghiacciante che solo nel 1981 e poi questo è successo 20, se lo ricorderanno in molti, quando una violenza sessuale non venne riconosciuta perché la donna indossava i jeans. Agghiacciante, ma questo era negli anni 90, c'era anche, mi ricordo, lì per fortuna ci fu una reazione trasversale, donne di destra e di sinistra politiche che si sollevarono. Ma allora dicevo, è un colpo di coda anche dovuto a certe situazioni economiche o è quella possessività maschile che l'individuo, il maschio, non riesce a sopprimere, che se non diciamo riportata nell'ambito del dialogo, se non viene riconosciuta, rischia di esplodere? Perché poi il maschio bianco che commette questi reati non è, come magari si vuole far credere certe volte, necessariamente un minus abens o una persona ignorante. Spesso ci sono anche, è successo qualche mese fa, un avvocato, un medico, cioè ci sono anche rappresentanti dei ceti più preparati che però poi esplodono in questi atti che sono di una violenza chiaramente di tremendi. Ecco, volevo capire un po', perché io stesso francamente glielo chiedo proprio perché non ho una risposta, perché se è vero come è vero, le donne prendono meno soldi e sono meno occupate, quindi sono esposte in qualche modo. Se non hai un lavoro, autonomia economica, ti esponi magari all'egoismo di qualcun altro. Io forse Prego. uscirei dal focus specifico dell'emancipazione economica, provando ad avere una lettura un po' più sociale, che poi alla fine è quello che facciamo noi durante i nostri incontri. Prendiamo proprio ad esempio, no, i nostri spazi. Noi spesso raccontiamo i dati di Ashley Madison che ci danno la fotografia di uno spaccato di una società che cambia su delle tematiche molto specifiche. Questa società che cambia genera ovviamente delle resistenze. Ogni cambiamento sociale e culturale genera di solito un irrigidimento da tutta quella parte più conservatrice di alcuni valori, perché il cambiamento fa paura, ma fa paura in tutte le epoche e su tutti gli argomenti. E questo noi lo vediamo e lo raccontiamo spesso nei nostri incontri. Rispetto a questo tema che stiamo vedendo ora e di cui mi parlava ora, noi quello che assistiamo ora è logico che non abbiamo più quell'immagine del delitto d'onore come poteva essere pensato 50 o 60 anni fa, però questo non vuol dire che un retaggio culturale che è arrivato fino alla porta d'ingresso dell'altro ieri della nostra vita non trovi delle altre formule
vestite diversamente per potersi affacciare e si rafforza un po' della resistenza di questi cambiamenti in atto. Quindi il mio auspicio, il mio desiderio, ma leggendo anche un po' la storia, da amante di storia, è che probabilmente servirà ancora buona una generazione o 2 generazioni per far sì che i ragazzi che cresceranno nasceranno già in un contesto culturale che non ha veicolato alcuni tipi di informazioni o alcuni tipi di immagini o alcuni tipi di frasi, perché i nostri bambini piccoli ancora crescono con delle frasi che possono sembrare banali, quindi vi prego di prenderle come tali, ma quando noi diciamo al bambino che piangere non piangere o alla bambina che piangere perché stai piangendo, noi stiamo banalmente dicendo al maschietto che non può piangere, alla femmina che va bene ma ci deve spiegare il perché. Stiamo già categorizzando per genere il vissuto delle loro emozioni. Questo è un esempio semplicissimo, ma è un esempio che nasce da un retaggio culturale che vuole che l'uomo non pianga, che vuole che l'uomo non esprima un certo tipo di emozioni, non esprima un certo tipo di frustrazione. Questo ha delle ricadute poi negli uomini più adulti? Assolutamente sì. Allora, quello che diciamo è auspicabile, al di là di spazi come il nostro che raccontano questo cambiamento, è anche accorgerci che a volte quei piccoli retaggi fanno parte della quotidianità, ancora non ne è una colpa, veniamo realmente da secoli di storia impostati in un determinato modo, ma questo ci deve dare l'esperienza di dire che ci può volere del tempo, perché i nuovi nati magari del 2060, del 2050 possano nascere realmente egualitari di fronte allo sviluppo emotivo e allo sviluppo sessuale. Io penso, insisto anche su questo, che allora intanto si tratta di un necessario atto di giustizia, no? Quello di di non insistere come è stato fatto in millenni in discriminazione. Ma io magari parto troppo da me stesso, ma ripeto, appartengo alla mia generazione, ma per me quello che ti vorrei dire, no, ai giovani è che questo percorso di riconoscimento dell'altra in questo caso è stato anche non solo giusto, ma è stato utile per me. Cioè, io ho portato a casa un risultato, anch'io ho portato a casa un risultato, anch'io mi sento migliorato, anch'io mi sento più appagato, anch'io mi sento più forte anche per certi aspetti nell'aver imparato a condividere, anche a rispettare e avere un rapporto di assoluta parità, anzi forse magari è più sbilanciato verso la mia lei, ma però non, cioè, sono rapporti tra 2 esseri adulti, perché lei giustamente affronta da dottoressa, da medico, da addetta ai lavori, quindi espone tutta la situazione. A me piacerebbe portare, forse sono anche un po' naif in questo, che per noi maschi è meglio, cioè, il fatto di riconoscere, di andare in, per esempio anche il tradimento è uno tsunami, ma affrontarlo come spiega lei anche ho letto non nelle righe del comunicato stampa, ce l'ha anche accennato, aiuta a capire, aiuta ad affrontare questo tsunami, aiuta magari ad affrontarlo in 2, aiuta ad affrontarlo magari chiedendoti, non è che aver sbagliato anch'io qualcosa, comunque affrontando tutti gli aspetti, non il dramma di chi è stato umiliato nella propria sessualità o cose di questo genere, come poteva accadere 30, 40, 50 anni fa. Io credo che sia molto preferibile, sia una vita molto più consapevole di se stessi e quindi più completa, una vita che abbia una persona che abbia la capacità di riconoscere questo. Non so se mi sono espresso con parole mie, dottoressa, spero di essere stato chiaro. No, però chiarissimo, io lo condivido, nel senso che quello che è cambiato è che oggi il tradimento viene vissuto all'interno della coppia intanto come un aspetto della coppia. L'umiliazione, che comunque è ancora un po' vissuta nel momento in cui una persona viene tradita, quello di cui si è un po' liberata è l'umiliazione sociale, perché prima, di fronte a un tradimento, gran parte della difficoltà era anche dirlo all'esterno.
era anche confrontarsi con un mondo che giudicava quello che sta avvenendo. Oggi, ma noi lo vediamo, nel comunicato sono specificate anche le motivazioni che portano al tradimento. Cioè ci può essere una non soddisfazione della vita sessuale, una maggiore ricerca di attenzione e affetto, il desiderio di esplorare degli aspetti sessuali che magari all'interno della coppia non si riesce ad affrontare. Ma se noi andiamo a vedere il dato secondo me più interessante del campione di Ashley Madison è che la maggior parte dei rispondenti non hanno la minima intenzione di mettere in discussione la loro relazione principale perché sono ancora innamorati del proprio partner. Quindi se un tempo il tradimento molto spesso era proprio un'evasione da una storia finita che non si riusciva a chiudere, oggi invece c'è sì la ricerca di altre motivazioni, a volte molto più personali che relazionali, ma queste non necessariamente mettono in discussione il sentimento e l'emozione e l'innamoramento che la persona prova verso il proprio partner principale. Questo poi nel momento dello svelamento, attenzione, non rende meno doloroso, no? Il tradimento stesso, però arriva, cioè se le emozioni, se i sentimenti non sono messi in discussione, la coppia da quel momento, ma questo lo vediamo all'interno degli spazi di terapia di coppia, dopo una prima fase di forte conflittualità riesce a rinascere un po' come la fenice, riesce a ritrovare un proprio equilibrio che a volte è anche molto più forte dell'equilibrio precedente, perché il tradimento costringe la coppia a mettere mano alle cose che non funzionavano, a quelle cose che si davano per scontate, a quelle cose oppure che si continuava a ripetere che non andavano bene, ma che nessuno poi si faceva realmente portatore di risolverle. Certo. Poi ci sono anche casi in cui dopo il tradimento la coppia scoppia, assolutamente legittima, e è una scelta che la coppia a quel punto fa, anche a volte perché non si riesce a tollerare la mancanza di fiducia che si viene ad aprire. Però non è più scontato. Cioè oggi è difficilissimo che una coppia dopo un tradimento decida di chiudere la relazione in modo specifico per il tradimento. A volte si arriva a chiudere perché il tradimento ha fatto emergere degli aspetti per cui quella coppia probabilmente si sarebbe lasciata a prescindere. Il tradimento diventa il detonatore che porta poi alla separazione. Diventa un effetto, non una causa. Esatto. Devo chiudere purtroppo perché il tempo è volato, grazie a lei. Grazie ancora a Marta Giuliani, ricordo SISP, lei è socia fondatrice SISP, Società Italiana di Sessologia e Psicologia. Grazie ancora e a risentirci a presto. A presto, alla prossima.
Ah, che bel jazz, che bel jazz. Allora, che bello, mi vengono in mente quelle. Noi boomers le abbiamo viste. E c'era quelle radio grandi che se mi state guardando, ecco così, erano grosse così. Erano un legno simile radica, non so se fosse proprio legno, e poi avevano le manopole. All'epoca c'era solo la M, non c'era l'FM. E poi c'era Radio 1, poi qualche Radio Capodistria, musica per voi. E come è inserito in che giorno è la trasmissione che sta andando? No, che ormai siamo passati a oltre la pagina. Allora, ci sono una serie di interventi di Maurizio. Ha capito tutto Rinaldi che non si è ripresentato all'Europea. Mi piacerebbe sentirlo in radio, dato che aveva dato disponibilità. Salvini piacendo, scrive, non essere malizioso, qua c'è libertà. Poi è chiaro che, a parte che l'uomo non è libero nemmeno quando sogna, no? Nemmeno la pietra è libera perché aspetta il tempo che la riduca in polvere, diceva Goschi. Quindi, però, diciamo che tranquillo, insomma, Maurizio, non ci sono da quel punto di vista problematiche. Ma cosa vuol dire tradimento? Certo, si soffre perché vestiti dalla cultura cattolica ehm, solo verso gli altri, ma l'essere umano non è nato monogamo. Vedi indiani, eschimesi, tahitiani, africani, eccetera. La guerra viene fatta principalmente dagli uomini perché anche se muoiono basta un uomo per procreare la stirpe con 100 donne. Ostia, questo è maschilista o no? No, boh. L'uomo è cacciatore, ma forse anche per motivi di forza fisica. L'uomo è cacciatore di donne che dicono di sì. E sempre più donne per soldi fanno l'escort, altro che patriarcato. La coppia deve vivere il tradimento e l'avventura sessuale assieme, così ci si salda se possibile. Maurizio. Ecco, la parola è un avverbio in questo caso, credo, e la parola magica è assieme come se fosse facile, ma io credo che io porto il mio, poi se si fai assieme le cose puoi costituire qualcosa di molto solido, qualcosa che resta a te e all'altro, o all'altra in questo caso. Assieme è una parola giusta, se posso dirlo. Caro Pier, anche Etta James, ascoltata tramite quella radio, aveva un suo fascino. Provo ad ascoltare la canzone Naturalist. Un abbraccio, Luca da Brescia. Etta James, anche ascoltata al contrario. Grazie, Luca. Casomai, sai cosa facciamo? Facciamo contento Luca perché mi ha dato ragione quando ho detto che l'ultimo album dei Cure è il più bell'album di tutti i tempi e non dei Cure e basta. E allora io sono un debole, chi mi dà ragione mi diventa automaticamente simpatico. Etta James, no, a parte gli scherzi, Luca, a parte che io e Luca abbiamo, da quello che scrive, gusti molto analoghi, Etta James è un nome sicuro, è un nome sicuro. Per quanto riguarda la Rai è inguardabile. Rai 1 ai fratelli, Rai 2 molto vaga, Rai 3 alla sinistra oltre che Rai News. Alla Lega bocca asciutta in quanto Mediaset tutta per Forza Italia e qualche apparizione dei fratelli per ruffianarseli. Per quanto riguarda Tecnem non vi è ancora chiaro che è sponsorizzato da Forza Italia famiglia Berlusconi. Io sai, non so, non è firmato comunque. Io i sondaggi per regola li leggo tutti e mi disse i rilevamenti demoscopici e mi disse uno del mestiere che è la scelta migliore. Li leggo tutti, poi ognuno fa una sintesi, perché così si possono individuare anche le tendenze. Questo, come dico sempre quando si parla dei sondaggi. Poi potrei chiamare rilevamenti, non è vero, ma ci credo, rilevamenti demoscopici. Potrei anche fare così. Così è ancora più chiaro. Non sono il Vangelo, sono però dei sintomi, se vogliamo chiamarli così.
Adesso invece andiamo incontro a Qui Parlamento con Simona Belli, il contributo da Montecitorio che vi offriamo grazie al lavoro di Lorenzo il Magnifico sulla tolla di comando in regia tecnica. Poi vi faremo sentire un brano musicale, Etta James, mettiamo Etta James, e poi ci sarà Segui la Lega. Qui Parlamento. Vice Ministro Cirielli, colleghi, questo disegno di legge è la ratifica dell'accordo di sede tra la Repubblica Italiana e il Tribunale Unificato dei Brevetti, come ha ricordato lei, Presidente Fontana, che è stato fatto a Roma il 26 gennaio di questo anno. In premessa ricordo che il Tribunale Unificato dei Brevetti, il TUB, cosiddetto TUB, è attivo dal giugno del 2023. È un tribunale comune a tutti gli Stati membri contraenti, con il compito di giudicare sulle controversie relative ai brevetti europei, ai brevetti con effetto unitario, ai certificati complementari concessi per un prodotto protetto da un brevetto europeo. Al riguardo segnalo che il 1° giugno, oltre al TUB, è divenuto operativo anche il brevetto unitario, un nuovo tipo di concesso dall'Ufficio Europeo dei Brevetti con validità unica nei 18 Stati contraenti. In particolare, dopo la concessione, il titolare del brevetto può richiederne entro un mese l'effetto unitario, trasformandolo da brevetto europeo a brevetto unitario. Inoltre, in altri 6 Stati dovrebbero a breve aderire a questo sistema, sono, le ricordo, Cipro, la Repubblica Ceca, la Grecia, l'Ungheria, l'Irlanda e la Slovacchia. Questo tribunale ha giurisdizione sui brevetti unitari e sui brevetti europei. In quest'ultimo caso però la giurisdizione è estesa ai soli Stati che fanno parte di questo accordo, rimanendo invece per gli altri Stati la rilevante giurisdizione dei tribunali nazionali. Il vantaggio principale di questo tribunale è la giurisdizione unica in caso di violazione del brevetto, che permette di evitare l'avvio di contenziosi paralleli dinanzi a più giurisdizioni europee. Il tribunale è composto da un tribunale di primo grado, da una corte di appello e da una cancelleria, supportato da un centro di mediazione e arbitrato per favorire le soluzioni amichevoli. L'organo ha una struttura decentrata e comprende una divisione centrale avente sede a Parigi, con una sezione distaccata a Monaco di Baviera, oltre a varie divisioni locali dislocate in tutta Europa. A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, una seconda sede della divisione centrale è stata spostata da Londra a Milano. Ricordo che la Commissione Esteri ha svolto, congiuntamente con la 10ª Commissione, un ciclo di audizioni nell'ambito della discussione proprio su questo spostamento di sede da Londra a Milano. L'accordo in esame è finalizzato proprio a consentire lo stabilimento e buon funzionamento della sede di Milano, tenuto conto, come proprio per l'apertura di tali uffici, che rappresenta un passo importante per la protezione dell'innovazione tecnologica e per la promozione della crescita delle imprese italiane e dell'intero sistema paese. Questa intesa in particolare dà attuazione al protocollo del 2016 sui privilegi e le immunità del Tribunale, e questo protocollo, che è stato ratificato dal Senato il 30 aprile scorso, è composto da un preambolo, da 20 articoli e da un allegato. In particolare individua quale sede permanente della divisione del Tribunale Unificato dei Brevetti una struttura sita in via San Barnaba 50 a Milano, messa a disposizione a titolo gratuito da parte del paese ospitante, e riconosce la personalità giuridica del Tribunale medesimo. Il testo sancisce altresì l'impegno dell'Italia a garantire il sostegno generale per l'accesso ai servizi di pubblica utilità per la piena operatività degli uffici, l'inviolabilità dei locali e degli archivi, la sicurezza, le comunicazioni e le immunità dei procedimenti legali e dei provvedimenti di coercizione amministrativa e giudiziaria. Ulteriori articoli dell'accordo disciplinano le agevolazioni finanziarie e le esenzioni per gli autoveicoli di pertinenza della sede assicurate dall'Italia al Tribunale,
accordano al personale della struttura il regime dei privilegi previsto per i dipendenti delle organizzazioni internazionali, stabilendo le modalità per beneficiarne, regolano le condizioni per consentire lo svolgimento di lavoro autonomo o subordinato ai familiari del personale del TUB. Dispongono in ordine agli aspetti di sicurezza sociale, la previdenza sociale e quello sanitario, per il personale e stabiliscono la gamma di doveri che gravano su di esso in relazione al rispetto delle leggi dello Stato italiano. L'accordo dispone che le autorità italiane adottino inoltre tutte le misure necessarie per facilitare gli spostamenti sul territorio delle persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale, chiamando peraltro questo Tribunale a comunicare almeno una volta all'anno l'elenco del personale operante presso il suo ufficio milanese, dei relativi familiari e del personale reclutato localmente per i servizi interni. Ulteriori disposizioni stabiliscono che l'accordo ha una durata di 7 anni dall'entrata in vigore e che l'Italia fornisca al Tribunale personale di supporto amministrativo distaccato dalle sedi pubbliche per la sua divisione milanese. Infine, disciplinano le modalità di risoluzione delle eventuali controversie interpretative o attuative dell'accordo e i termini per l'entrata in vigore. Invece, Presidente, il disegno di legge di ratifica si compone a sua volta di 5 articoli. In particolare, mi preme sottolineare l'articolo 3, che autorizza il Ministero della Giustizia a distaccare un contingente fino a un massimo di 7 unità di personale non dirigenziale per l'istituzione della sezione della divisione centrale di questo Tribunale, per una durata massima di 7 anni e con oneri a proprio carico. Per quanto riguarda gli oneri complessivi dell'accordo di sede, l'articolo 4 li valuta in 845.000 euro per l'anno 2024, 385.000 euro annui con riferimento a ciascuno degli anni 2025 e 2026, 285.000 euro annui per il 2027 e il 2028 e 177.000 euro annui a decorrere dal 2029. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Esteri. In conclusione, Presidente e Vice Ministro, auspico una rapida approvazione del provvedimento in esame, sul quale si è registrata l'unanimità dei consensi nel corso dell'esame in Commissione Esteri. Grazie mille. Grazie. Qui Parlamento. At last, my love has come along. My lonely days are over, and life is like a song.
Eccoci di nuovo in simultanea. Allora, grazie a Luca da Brescia che ha segnalato, che ha ricordato, che ha ispirato Etta James, e grazie a Lorenzo il Magnifico perché questo brano l'ha scelto lui. Ho scoperto che è un conoscitore di Etta James e quindi ha scelto, direi, a parte che non si sbaglia, per come mi ricordo io, devo avere un CD, qualcosa a casa di Etta James, quindi un po' conosco, anche se sono ricordi un po' lontani, non si sbaglia mai. E vediamo, no, non ci sono altri messaggi. Se volete intervenire 0292947222. Noi intanto comunque andiamo avanti per la nostra strada, perché è arrivato il momento della rubrica Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te, alla Pellegrina, e anche forse la sintassi. Oppure segui la Lega prima che la Lega segua te, alla Marciana. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline tutto attaccato.it, e da qui si possono fare tante di quelle belle cose che adesso vi ricordo. Per esempio, firma anche tu, difendere i confini non è un reato. Hashtag io sto con Salvini, fai sentire la tua voce. Sapete, si sta parlando chiaramente del processo Open Arms. Ricordo sempre il 20 dicembre, tra un po' inizia proprio il conto alla rovescia, con la sentenza di primo grado, richiesti 6 anni di carcere per Matteo Salvini. Da questo sito potete anche leggere l'instant book. Mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia. Il calendario delle feste della Lega, molto ben organizzato, andate all'elenco, quindi potete scoprire dove ci sono le feste leghiste più vicine a dove vi trovate, perché non si vive di sola politica. Si dice non si vive di solo pane, ecco, non si vive di sola politica, in questo caso si vive anche di pane companatico, ma alle feste della Lega trovate di tutto, non solo pane e companatico. E poi abbiamo la campagna tesseramento nelle piazze in rete dal sito. È molto facile, molto semplice iscriversi, lo si fa versando 10 euro. Li si possono versare anche tramite PayPal e PayPal, senza nemmeno vi sia la necessità che vi iscriviate a PayPal. Poi il codice fornite, quanto richiesto, il codice fiscale, gli altri dati, e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale. Ma se di mezzo ci sono Poste Italiane, io raccomando ampi, profondi, calorosi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e a tutti i sessi previsti, ma anche a quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier. Poi il momento di autodeterminazione civica, lo chiamo io così. I soldi sono nostri, ma lo Stato se li tiene, e allora si è arrivati a un compromesso. Possiamo indicare allo Stato dove spendere questi soldi. È una scelta che si svolge nella dichiarazione dei redditi. Il tuo sostegno vale il 2 per 1000, scelta libera, difesa dell'Italia in Europa. Questo lo sapete, è un redazionale della Lega, quindi noi con grande lietezza e felicità vi indichiamo il D43, che è per la Lega. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43, non ti costa nulla, per una scelta libera, difesa dell'Italia in Europa. D43, il 2 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi. D43, il D è quello di Domodossola, non può essere altrimenti. D di Domodossola. Il 4 lì scegliete voi, può essere i fantastici della Marvel, può essere i cavalieri dell'Apocalisse,
può essere il voto che alcuni di noi prendevano al liceo in matematica, può essere le 4 stagioni, e lì fate voi, può essere le 4 stagioni di Vivaldi, e quindi musica per le orecchie, o può essere la pizza 4 stagioni, musica per il palato. 4 comunque, quello che conta è 4. E infine 3, quello è fisso perché è il numero perfetto. E andiamo, ecco qua, sono apparse le apparizioni degli eroi della Lega, vale a dire i suoi politici. Oggi pomeriggio il vice ministro delle infrastrutture Edoardo Rixi alle 17:15 a Sky TG24, la rubrica è Economia. Domani invece in ora presta alle 10 del mattino Isabella Tovaglieri a Rai News 24, quindi ne parlavamo prima, Lupus in Fabula, l'europarlamentare Isabella Tovaglieri a Rai News 24 alle 10 del mattino. Domani pomeriggio invece, direi tardo pomeriggio, per la pericena, Gianluca Cantalamessa, senatore leghista, a Isoradio alle 19. Passiamo adesso a venerdì. Venerdì, scusate, venerdì 22 novembre, quindi abbiamo in ora antelucana, in ora presta, quasi il cuore della notte per chi vi parla, cioè alle 8:30 del mattino, con Anna Cisint, già sindaco di Monfalcone e adesso europarlamentare. 7 Gold, 8:30, 7 Gold. E poi andiamo addirittura alla prossima, sapete che credo, no, ho sbagliato prima, Edoardo Rixi non è oggi pomeriggio ma martedì prossimo, martedì 26 novembre, Edoardo Rixi, Economia Sky TG24, il vice ministro alle infrastrutture, delle infrastrutture alle 17:15. Ho una mia svista, chiedo venia. E invece domani alle 10 del mattino Isabella Tovaglieri. Tutti quello che ho detto, che vi ho indicato prima, sono corretti. Mi era sfuggito che non è questo martedì ma è martedì prossimo Edoardo Rixi, e direi che con Segui la Lega sa suffi, non mi ricordo più se me lo dimentico sempre, non c'è sigla di chiusura, quindi andiamo in libertate, abbiamo un minuto. Abbiamo l'ANSA, ho visto Giulio Regeni bendato, era sfinito dalla tortura. Il video di un palestinese mandato in onda da Al Jazeera è proiettato oggi in aula al processo in corso a Roma per la morte del ricercatore. Putin approva il decreto che aggiorna la dottrina nucleare. Mattarella, l'integrazione è un potente fattore di sicurezza. Domani lo sciopero dei medici, a rischio 1,2 milioni di prestazioni. È acquisita la relazione su Margaret, i medici presto dai PM, si scontrano 2 volanti, muore un poliziotto a Roma, 4 i feriti, tra loro anche un fermato. Questo è l'ANSA. Invece l'apertura sempre sul processo Regeni, sul Corriere.it, la dottrina nucleare di Putin. Qui invece notizia diversa. Macron incontra i giornalisti sulla spiaggia di Rio. Ho visto Meloni, ha fatto una bella mossa sul Mercosur. Macron che parla bene di Meloni. Il mondo al contrario. Fermiamoci qui prima che sia troppo tardi. Intervallo e poi parliamo delle elezioni di ieri con Pietro De Leo. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, buongiorno care amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Allora, voglio darvi 2 consigli, a parte che dopo tanti e tanti anni sapete bene che per noi Natale è un momento importante perché c'è l'olio nuovo, c'è la raccolta delle olive e c'è il Natale.
Quindi sapete che noi facciamo delle confezioni natalizie straordinarie, uniche, che non si trovano nei negozi, nelle botteghe, cioè non è quella confezione che tu paghi a Natale 40 euro, a Santo Stefano te la regalano se compri le mutandine, no, noi facciamo delle confezioni uniche con il nostro olio, i nostri prodotti genuini, straordinari, a un prezzo, abbiamo fatto un sacco di confezioni per accontentare tutti, però sono a numero chiuso. Se volete informazioni chiamate 030 68 40 408 oppure potete visitare il sito olioacerbis.com e ordinare anche da lì. Confezioni natalizie Acerbis, qualità, genuinità e amore per la terra. Chiamate o visitate il sito olioacerbis.com.
lasciamo i Doors. La tempesta che si è battuta sul centrodestra, eravamo tutti convinti di almeno un 1-1, invece 2-0. E commentiamo il risultato di Umbria Emilia Romagna con Pietro De Leo, che mi ha sorpreso perché ha colto, sono stato preso in contropiede, però questo il nuovo governatore anzi tecnicamente non si dice governatore, non esiste, il nuovo presidente dell'Emilia Romagna, Michele De Pascale, può essere davvero un riferimento per il PD, moderato, tra l'altro significativo che come prima cosa abbia dichiarato di voler sentire il governo per una collaborazione, e qui si inserisce in un discorso centrista, cioè il centro sta tornando ad avere un suo perché. Le persone sono stanche, le persone sono magari anche disilluse, sono anche un po' impaurite, anni di veramente che ci hanno esaurito. Non si riesce ancora a trovare un centro competitivo, un centro che, come dire, sia un prodotto che vale il prezzo, il costo del biglietto, ed ecco che nel PD infatti questo non succede, ci si rivolge ai 5 Stelle che non sono certo moderati, ecco che potrebbero averlo trovato in casa propria un centrista, visto i tantissimi voti che ha ricevuto, visto la sua esperienza come sindaco e visto tante cose. Pietro De Leo, di Il Tempo, anche di Libero, in questo caso oggi facciamo proprio riferimento al suo articolo anche dalla prima pagina del Tempo. Bentornato Pietro, grazie per essere qui con noi. Grazie, buon pomeriggio a voi. Allora, è nata una stella? E tra l'altro va anche detto, io mi sono divertito, no, presentando, una stella è nata e poi ce n'è anche un'altra, se devo essere sincero, che forse non è neanche mai nata, che è tramontata in Umbria, diciamo Alternativa per l'Italia 2,4, di questo personaggio molto controverso. Lui ha detto che ha vinto, ma i suoi voti non hanno fatto vincere Donatella Tesei, anche perché è troppo pochi. Ma quello è un altro discorso. Parliamo di De Pascale. Sì, è una figura sicuramente appetibile, perché nel momento in cui il il PD, in quanto forza di traino del centro-sinistra, vuole allargare la sua constituency, deve farlo in questo momento al centro. Quindi, considerando anche che il Movimento 5 Stelle è una mina vagante, perché poi adesso vediamo quello che succederà tra sabato e domenica, deve per forza guardare al centro. Allora, io non ho molto ottimismo sul fatto che al centro del centro-sinistra sia rimasto poi molto. Qualcosa sicuramente è rimasto. C'è un parte, forse anche l'area del non voto, una porzione della quale sicuramente guarda al centro-sinistra. E quindi avere un punto di riferimento che proviene dal governo del territorio, che utilizza toni non polarizzanti, non ideologici, probabilmente può essere utile al PD se vuole costruire un'alternativa, perché qual è il tema? Il tema è che Elly Schlein sta evidentemente funzionando bene come segretaria del PD, per quanto dobbiamo ricordarlo, questi risultati il PD li ottiene ad affluenza bassa. Nel contempo però questa leadership non si sta dimostrando efficace per costruire un'alternativa vera al centrodestra, perché litigano troppo, hanno delle divisioni, hanno dei limiti. Perciò forse rafforzarsi con una figura che sia in grado di captare qualcosa al centro potrebbe per il centro-sinistra essere utile. Pietro, cosa è sbagliato il centrodestra? A parte che direi che insomma ci sono 3 cose certe in Italia: il panettone a Natale, l'anguria la chiamiamo noi, il cocomero
a Ferragosto è il successo elettorale della sinistra in Emilia-Romagna. Quindi è una partita veramente... A me personalmente, ti dico, non ho approfondito. La candidata del centrodestra a me sembrava convincente. I voti dicono diversamente. In Umbria c'era invece la presidente uscente, ma adesso sono emersi, come dire, era uscita anche dalla giunta Fratelli d'Italia, quindi c'erano state delle frizioni precedenti. Secondo te, qual è la riflessione che deve fare il centrodestra dopo il risultato di ieri? Ma guarda, sull'Emilia Romagna c'è poco da dire, perché comunque anche parlando con degli esponenti di vari partiti era vista come una sorta di miracolo la vittoria. L'altra volta era molto diverso nel 2019. Nel 2019 era più contendibile, questa volta invece molto meno. La sorpresa in negativo è stata in Umbria, perché in Umbria è vero che la sfida era aperta, era combattuta, però fino a qualche giorno fa, almeno vedendo i sondaggi riservati, il centrodestra era avanti. Che cosa si è sbagliato? Beh, lì è difficile capirlo, perché il centrodestra sinceramente ha governato bene, ha portato a casa dei risultati. Faccio degli esempi: le liste d'attesa a inizio consigliatura avevano 84.000 prestazioni in lista d'attesa e ha chiuso la consigliatura con 42-43.000, quindi quello risultato. Il piccolo aeroporto di Perugia Assisi che ha quadruplicato l'afflusso, il termovalorizzatore che ancora non è stato realizzato ma era stato avviato il percorso, quindi dei risultati ci sono stati. Io non so, forse bisognerebbe fare una riflessione maggiore ogni tanto sui candidati presidenti, perché Donatella Tesei sicuramente ha governato bene con una buona squadra, però non essendo una leader, diciamo così, di grande impatto pubblico, forse ha pagato quei 5 anni che comunque sfiancano sempre tutti i presidenti uscenti. Quindi forse c'è stato questo problema qua. Per il resto ricordiamo che sono delle elezioni regionali, quindi c'è una quota nazionale che sta nell'impegno dei leader, ma c'è sempre l'aspetto territoriale che prevale. Mi permetto di dire che forse in questo momento gli elettori stanno dando, se noi consideriamo appunto l'Umbria, dove ha vinto anche lì il sindaco Proietti, una donna impegnata proveniente dall'ambiente civico, ha vinto uno come De Pascale, in Liguria ha vinto un presidente come Bucci. Direi che forse gli elettori stanno mandando un messaggio, cioè che le esasperazioni non piacciono più. Questo sembrerebbe, scusa ti interrompo, anche cioè sono ormai anni che strepita, ma Bandecchi, Alternativa Popolare, mi sembra che sia un progetto che non è mai decollato. Ho detto una stella cadente ancora prima di nascere, cioè non è più ora del Vaffa di Grillo che nasce nel 2008. Adesso chi sbraita forse non, anzi sembrerebbe sbraitare, non ti ascolta più nessuno, le persone cercano qualcosa di più certo, se non sbaglio. Ma sai, c'è un aspetto falsante che è quello dei social, perché uno dice faccio tanti numeri sui social, allora vuol dire che sto sulla strada giusta, mobilito, movimento. Invece poi c'è tutta una parte di paese che vive al di fuori dei social, che è magari l'anziano che incontri la mattina alle 7 che prende il caffè insieme a te, il professionista che non ha tempo e che prende la metro, i mezzi e deve correre, per cui non importa granché dei toni alti, della battuta d'effetto, ma vuol vedere cose. La questione Bandecchi, guarda, io sempre parlando con alcuni esponenti del centrodestra umbro nelle scorse settimane, effettivamente ci si aspettava qualcosa di più, attorno al 3-4%.
sempre considerando che se si fosse presentato da solo probabilmente avrebbe fatto ancora peggio al centrodestra, perché avrebbe catalizzato una parte dell'elettorato cosiddetto ribellista, quello a cui piace il rumore, a cui piace l'irruenza. Però certo è stato un risultato al di sotto delle attese, e l'affluenza non proprio entusiasmante a Terni ne dà una conferma. Tra l'altro, però, l'affluenza bassissima sorprende quella dell'Emilia Romagna, perché di solito eravamo abituati al 67, mi sembra. Di solito il popolo di sinistra rispondeva all'appello, ha risposto, certo, perché il PD ha preso tantissimi voti. Mi sembra che alla fine questo problema qua non venga affrontato, perché alla fine mi sembra che, come è successo in Liguria, il 46%, e quindi non voglio essere proprio equidistante, alla fine chi vince dice sì, peccato, però pochi ma buoni. Mi sembra che chi vince voglia dire quello, pochi ma abbiamo vinto, pochi ma buoni. Ma guarda, no, questo è un grave problema, quello dell'affluenza. Ma a me il dato che ha colpito, allora, sull'Emilia Romagna io volevo dire due cose. Uno, che l'altra volta nel 2019 ci fu un'affluenza molto alta, però la dobbiamo a quel contesto particolare che si era creato, cioè con un Salvini molto molto competitivo, che anzi voleva creare una rivalsa giusta rispetto al fatto che qualche mese prima, invece di andare subito al voto per le politiche dove lui poteva essere candidato presidente del Consiglio, si inventarono quell'accrocco del governo con tutte le sinistre ammassate, e quindi voleva puntare sull'Emilia Romagna per ribaltare quel racconto lì, e ci sta effettivamente quasi riuscendo. Poi c'era Lucia Borgonzoni, che era una candidata molto competitiva, molto sul pezzo sul piano mediatico, però e quindi si arrivò a, mi pare, il 60 e più per cento di voti. Nel 2014 invece l'affluenza fu bassa, però nel 2019 era un altro mondo, poi c'è stato il Covid, ci sono le guerre, la crisi inflazionistica, e purtroppo il dato che a me ha fatto più riflettere è stato quello delle zone alluvionate, dove l'affluenza è stata più bassa. Quindi questo che significa? Significa che chi ha subito questa tragedia evidentemente purtroppo non considera la politica come leva risolutrice dei problemi, e se non vota più a sinistra sceglie di stare a casa e non vota al centrodestra. Quindi questo è un dato su cui bisogna molto riflettere, secondo me. C'è un altro punto, lo stavi esponendo prima, che te lo dico in anticipo, voglio parlare sulla riforma dell'autonomia differenziata. Ho trovato anche delle dichiarazioni di Don Sturzo dopo, all'indomani della Costituzione, che prevede comunque, all'interno del quale c'è autonomia e regionalismo. Cioè le regioni sono, mi sembra, allora, le europee, scusa, sono un po' anacoluto, europee, elezioni di medio term, governo premiato, perché addirittura aumenta i voti. Le regioni dimostrano che quello che fa un governo non interferisce con quello che è il prodotto della politica locale che il cittadino va a votare. In Liguria ha vinto il centrodestra, in Emilia e Umbria no. Quindi volevo arrivare a questo. Non sono un'entità astratta inventata, per esempio, tanto per dire, da noi leghisti. Le regioni esistono, non esistono perché sono previste dalla Costituzione, ma, per dirla con Don Sturzo, esistono perché appartengono a una realtà politica, sociale, economica, culturale radicata in secoli e secoli di storia italiana. E questo, quando si parla di autonomia, forse sarebbe anche opportuno partire da questa realtà. Poi ognuno avrà le ricette per gestire al meglio quello che può essere anche una potenzialità, una peculiarità, ma anche una potenzialità dello Stato italiano, della situazione italiana. Mi sembra, non so cosa pensi. Sì, sono completamente d'accordo. Infatti ora speriamo che dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale il Parlamento si riunisca
faccia i dovuti passi per apportare all'autonomia differenziata quelle correzioni che la Corte ha indicato e finalmente partire con questa riforma, oggettivamente rispettando il principio di sussidiarietà, la funzione delle regioni. Se c'è un sistema virtuoso di distribuzione delle funzioni, può essere davvero importante. E in questo punto e una riflessione, anche qui mi riaggancio sempre comunque a quello che c'è scritto, qui stravince il PD, quindi questo campo largo non esiste perché c'è una marginalizzazione importante dei 5 Stelle che non è proficua per un'alleanza, te lo dico per quello che ho visto quando la Lega aveva il 4%, il 3,9%, eccetera. È sempre meglio che ci sia non dico un rapporto tra pari, perché lì si rischia il contrario, si rischia le frizioni perché ci si fa ombra gli uni con gli altri, però quando una forza è ridotta, viene marginalizzata, ci sono pulsioni centrifughe spesso. Adesso io non so i 5 Stelle cosa. Intanto la lezione è che senza il PD non vanno più da nessuna parte, ma non per cioè, io l'ho visto anche nella Lega, indipendentemente dai voti. Primo partito nel 2013, 5 Stelle, ma non governano, vanno all'opposizione. Diciamo, la legge elettorale, la composizione politica ti obbliga a fare determinate scelte in termini di alleanze. Quindi mi sembra che i 5 Stelle, al di là di tante pulsioni, non possono, dico io, è difficile che possano pensare di andare da soli. Ci sono 6 regioni il prossimo anno, tra l'altro. Però il problema è che sono stati molto ridimensionati da questo voto, sia quando il centrodestra ha perso, il centrosinistra ha perso, sia quando il centrosinistra vince. Loro sono molto molto ridimensionati. Sì, anche perché guarda, c'è questa motivazione che tra osservatori spesso ricorre, cioè che sono più competitivi nel voto di opinione e meno competitivi nel voto territoriale. Ora, a parte che questa cosa non è balza perché alle europee abbiamo visto che sono andati male, ma poi non può continuare all'infinito, nel senso che il Movimento 5 Stelle esiste dal 2007, se non sbaglio, sono passati 17 anni e non è che può, no, andare avanti questa roba. Sì, però bisogna, a livello territoriale bisogna ancora strutturarsi, ma come partito di opinione andiamo benissimo. Non può funzionare. Purtroppo è una missione su cui sicuramente va fatta una seria riflessione su quello che deve diventare, su quello che vuole essere. Con il ribellismo si vive ma non si governa. Adesso vediamo quello che succederà domenica, sabato e domenica, vediamo quello che sarà questa assemblea costituente, però una decisione la devono prendere. Certo, che non fosse l'8 settembre 2007, il Vaffa Day di Grillo, ora l'8, esatto. Ora il 15 settembre. Pietro, siamo arrivati al termine. Io ti ringrazio davvero, ti leggiamo ogni giorno o su Libero o sul Tempo o su entrambi tante volte, e ti ringrazio per tutto il tuo lavoro e anche per la consueta disponibilità che dai qui a Radio Libertà. A risentirci presto e grazie ancora. Grazie, buon lavoro. E allora andiamo alla conclusioni con Radio, anzi questo vediamo un po', ecco qua. Maurizio mi ringrazia per la lettura. Beh, se io dico che quando io dico che non vi leggo, perché non avendo spazio non vi leggo, ma se vi dico che vi leggo, vi leggo. Poi naturalmente basta che non ci sia turpiloquio, cose che non possono mettere in difficoltà la radio, ma qui sono abituato così da quando sono arrivato nel 2005. Arrivavano gli SMS quella volta e mi hanno sempre insegnato Salvini, Cainarca a leggerli tutti, perché fa parte proprio del DNA di questa radio, quindi e infatti tu ci segui e ci scrivi, Maurizio, quindi fai parte anche tu del DNA della radio. Oggi sono buono e andiamo dunque.
Per togliere l'Emilia Romagna ai comunisti bisogna avere il coraggio di mettersi contro un regime, per cui ci vogliono persone coraggiose, mentre la Lega ha espresso consiglieri come Pelloni, che ha abbandonato la responsabilità di sindaco Vignola, provincia di Modena, per un posto meglio remunerato come consigliere regionale. Questa è la critica che arriva da Marco da Modena. Per me è una brutta bestia l'Emilia Romagna. Dici, ce ne vuole. Intanto grazie a tutti, grazie a Lorenzo il Magnifico, assiso meravigliosamente sulla torre di comando e in regia tecnica, e grazie a tutti voi per aver scelto anche